troppo, senza dire sta marea di puttanate che ha detto. C'è stato questo episodio che ha coinvolto Bastoni. Questa simulazione, perché per me magari molti non saranno d'accordo, però io non posso chiamarla diversamente. È comunque una simulazione. Sì, Calulu ha allungato il braccio, ragazzi, ma veramente Bastoni viene veramente sfiorato. Insomma, dire che Bastoni va a terra perché Calulu è stato stupido ad allargare il braccio mi sembra veramente un giustificare, insomma, in maniera allucinante una cosa sbagliata che ha fatto Bastoni. Detto ciò, e poi lascio a voi, insomma, chiaramente la parola. A me dispiace per Kivu, vi dico la verità. Io lo sapete, cerco di essere il più onesto e obiettivo e oggettivo possibile, ci provo quantomeno, poi è chiaro che tifo Napoli, quindi a volte mi faccio trascinare da determinate situazioni. A me dispiace per Kivu, mi dispiace in realtà tanto per il calcio, in realtà non mi aspettavo nulla di diverso, però ci speravo, ecco, ci speravo che un allenatore potesse seguire una linea diversa. Sotto certi punti di vista Kivu ha fatto anche la cosa giusta, e mi spiego, nel senso che lui è andato a proteggere chiaramente il suo club e i suoi giocatori. Quindi, se io lo devo guardare come allenatore dell'Inter, che gli devo dire? Ha cercato di proteggere il più possibile Bastoni, che insomma ha fatto una cosa non proprio bella. Dal punto di vista morale, Christian Chivu ci aveva abituato tutta la stagione a parlare in un certo modo. Quindi adesso che tu vieni a fare queste dichiarazioni significa che, come ha detto qualcuno, potevi segnare un gol a porta vuota, considerando le dichiarazioni pre-partita, in cui hai detto, se capi, vorrei vedere un allenatore che con un episodio sbagliato a favore va in conferenza stampa e lo ammette. Lui poteva arrivare benissimo e cercare comunque di difendere Bastoni in qualche modo, ma parlare in maniera diversa, perché purtroppo l'errore dell'arbitro c'è stato, la simulazione di Bastoni c'è stata, il rosso era sbagliato e l'hanno detto anche all'estero. Quindi quando Kivu fa queste dichiarazioni, a me purtroppo mi scade. Ripeto, io lo stimavo sotto certi punti di vista, anche se era l'allenatore dell'Inter, ma se una persona è seria viene stimata a prescindere. Però chiaramente che tu mi vieni a dire Calulu era ammonito, poteva evitare di mettere la mano, e questo non giustifica Bastoni che deve crollare a terra come una pera nonostante sia 100 kg, poi rialzarsi ed esultare come un pazzo in quel momento, quindi non solo antisportivo nel senso del gesto, ma anche stupido, e ti aggiungerei, anche stupido, almeno in quel momento, per un'espulsione guadagnata contro la Juve. Espulsione rubata, tra virgolette, molto tra virgolette. Vince, allora, la cosa che più mi dà fastidio, mi ha dato fastidio di tutta questa vicenda, due cose fondamentali mi hanno dato fastidio, perché la simulazione di Bastoni non è l'unico, non è il primo e non è stato l'ultimo. Okay? Stiamo parlando Perfetto. dell'ultimo episodio, La cosa più brutta in assoluto, e non è un discorso di nazionale italiana, quindi perché Bastoni è italiano, quindi siamo indignati, no, poteva capitare pure a qualsiasi altra nazionalità, è l'esultanza in faccia ad un giocatore avversario sapendo che quel giocatore ha ragione e tu hai simulato. E oltretutto, oltre l'esultanza, tu fai vedere mi ha trattenuto la maglia, cosa non vera, perché al massimo aveva preso il braccio, cioè tu induci all'errore il direttore di gara. Sei antisportivo al massimo, è un bruttissimo esempio. Oltre la simulazione, tralasciando la simulazione, ok? Perché la simulazione, come Bastoni, così tanti altri. Il problema è l'esultanza in faccia ai giocatori. Quello è bruttissimo, onestamente. E la cosa che più mi fa rabbia, come dicevi tu, è Kivu, perché se avesse difeso la sua società e Bastoni ci può anche stare. Quando però mette in mezzo Calulu, là non è un difendere il proprio seminato, là è difendere e contrattaccare. Cioè, allora avrei accettato quando tu mi vai a difendere la mia società, la tua società, la difendi dicendo no, non è vero, non ha simulato, è un contatto, questo e quell'altro. Quando poi mi dici Calulu ha sbagliato, sei disonesto, sei molto disonesto.
E il destino è beffardo, perché neanche 20 ore prima tu in conferenza stampa hai detto una cosa chiara che poteva aprire un precedente, perché difficilmente un allenatore che ha ricevuto un vantaggio arbitrale ti dice scusateci, abbiamo ricevuto un vantaggio. Tu avresti potuto creare un grosso precedente che portava a una sorta di collaborazione anche fra tutti gli allenatori, poteva portare una svolta. Tu non l'hai fatto, sei cascato e dopo 3 mesi, 2 mesi di sermoni, Kivu sei un grande comunicatore, il personaggio Kivu è un personaggio positivo, poi te ne cadi così, mi pare alquanto scadente tutto ciò. Sì, Fe, non so se vuoi aggiungere qualcosa. No, allora io in realtà vi voglio dire una cosa, che per quello che è successo in campo, e parlo di Bastoni fondamentalmente, per me Bastoni non ha fatto niente che un altro giocatore avrebbe fatto, nel senso che ha simulato sicuramente, diciamo, sbaglia a simulare perché diciamo secondo me poteva andare avanti, no? Però aiù, cioè, forse veramente solo noi del Napoli non le facciamo mai queste cose, perché Bastoni non fa altro che sente il contatto, si butta a terra per farsi chiamare fallo. L'esultanza dopo è un'esultanza perché in una partita così importante come Inter-Juve tu stai acquisendo un vantaggio che durerà per tutta la partita, quindi secondo me è anche giusto esultare. Con questo che cosa voglio dire? Che tutto quello che riguarda Bastoni è il minore dei mali di tutto quello che è successo sabato sera, perché hanno detto che questa era la partita che avevo con il più grande incasso di diritti TV tutto il mondo a guardare la partita. Campionato italiano ha fatto una figura e merda incredibile, anche per quanto riguarda il discorso Juve, perché non so se avete visto il video di quello che è successo tra primo e secondo tempo. Quindi io ti dico, in campo sicuramente cioè Bastoni non fa nulla di male, questo voglio dire. Poi passiamo al lato moralista della cosa, è che noi sempre ce la prendiamo spesso, cioè ce la prendiamo sempre con gli arbitri, ma questi poveri arbitri comunque non sono nemmeno mai aiutati, perché comunque un giocatore che fa del genere lo mette in culo non solo alla Juve ma anche all'arbitro, perché ci fa fare una figura in merda. Fermo restando che, come vi ho detto prima, quando io ho visto la designazione di La Penna, che per me è un arbitro scarsissimo, che forse dovrebbe allenare la Serie D, arbitrare la Serie D, si ritrova all'improvviso a fare Inter-Juve. In quel momento, dalla visuale della telecamera che aveva vicino all'orecchio, lui non era manco vicino all'azione, cioè nel senso, lui vede semplicemente Bastoni volare, per lui è fallo. Quindi lì il problema è il regolamento, perché il VAR deve intervenire e deve dire guarda, stai facendo una stronzata, perché non è doppio giallo. Cioè, da regolamento per il momento il VAR non può intervenire. Quindi per me il regolamento deve permettere al VAR di intervenire anche in queste situazioni, perché sono situazioni che complicano o svoltano comunque la partita in un senso o nell'altro, no? Perché la Juve secondo me 11 contro 11, dico la verità, non so se la perdeva quella partita, perché la Juve stava giocando veramente bene e ha continuato a giocare bene anche in 10 contro 11. Per quanto riguarda Kivu invece io sono d'accordissimo con te, per me è una delusione incredibile proprio a livello di uomo, perché ma in realtà non so se voi ve lo ricordate come calciatore, ma lui ha sempre predicato bene e razzolato male. Ci sono state... Infatti scusami perché... Sì. No, ma non ti voglio interrompere, ma ti voglio mettere il video che ho caricato, perché non mi venire a dire che se io sono ammonito o non ammonito, io non metto le mani addosso agli avversari, tra virgolette, perché
Purtroppo i social sono un posto bellissimo e bruttissimo contemporaneamente, quindi hanno memoria, hanno tanta una memoria enorme, e quindi è uscito questo video. Quindi ragazzi, nel senso, questo per dire, bisogna stare calmi quando si parla, cioè bisogna, come dire, dovrebbero ragionare ancora di più rispetto a come fa Kivu, e comunque ha cercato sempre di ragionare bene. Però il discorso è questo: tu non mi puoi venire a dire ma se io non avrei mai messo, dai. Chiaramente questo è un episodio, questa è una situazione, qua nessuno sta dicendo che Kivu ha sempre fatto questo, no, ma ne fece un'altra anche proprio contro la Roma, contro la sua ex squadra, che andò, non mi ricordo su chi, con il piede proprio sul quadricipite. Comunque il discorso qual è? È che Kivu per me si salvava dicendo semplicemente: c'è stato un episodio a nostro favore perché l'espulsione di Kalulu non c'era, punto. Non attaccava Bastoni, non è che non difendeva Bastoni, non è che non difendeva l'Inter, non attaccava Kalulu, semplicemente diceva quello che poi lui in realtà aveva detto in conferenza pre-partita, e che lui ha detto semplicemente: spero che un giorno ci sia un allenatore che dice abbiamo avuto un episodio a favore. Lui basta che diceva sì, è un episodio a favore nostro. Punto, senza dire sta marea di puttanate che ha detto. Te ne uscivi pulito, te ne dovevi uscire con una supercazzola, cioè dovevi fare un giro di parole per non dire nulla, dovevi fare un giro per arrivare al punto. Ma qual è il problema di dire un favore arbitrale? Qual è il problema nel dire sì, abbiamo avuto un favore arbitrale, un episodio a favore nostro? Che cosa ne pensi dell'espulsione di Kalulu? Certo, no, ma non è un problema. Un episodio a favore nostro. Il fatto è che se tu non lo vuoi dire, per un discorso di salvaguardare la società, Bastoni che ha fatto questo, e quindi difenderlo, perché poi effettivamente bisogna anche andare contro la gogna mediatica, che quando trascende è solo negativa, ok? Perché questo è vero, però non è solo Bastoni, e in generale un po' tutti, perché i social sono questo, purtroppo. Quindi, in un certo senso, se vuoi difendere Bastoni e cercare di non dire in conferenza, nell'intervista post partita, Bastoni ha sbagliato, escitene con una supercazzola. Il problema dove sta quando scade totalmente Kivu? Quando mette in mezzo Kalulu, quando dice che Kalulu ha sbagliato. E quello è il problema. Io ho insegnato ai miei difensori che non si difende così. Lui sbaglia a mettere la mano perché sa che è ammonito. E cioè, questo è il problema di Kivu, capito? E tra l'altro, tra le righe, è come se mi andassi a dire che Spalletti non è in grado di insegnare ai suoi difensori a non mettere le mani addosso, cioè, capito? Quindi vabbè, ma allora... vai. No, vai, dici. No, ho detto, ci sono tante retroscena che poi vengono cacciati fuori inutilmente, quando bastava semplicemente ammettere qualcosa che tu hai detto che si dovrebbe iniziare a fare. Cioè, quindi ripeto, come diceva Andrea, potevi avere la possibilità di creare un precedente, non l'hai fatto, amen. Io però preferisco che tu, Andrea, sotto questo punto di vista, preferisco che lui non mi dice nemmeno la supercazzo. Allora, hai voluto prendere le divise? Perfetto. Fai come tutti gli allenatori, per me va benissimo, basta che poi non mi viene a fare il fenomeno tra virgolette in conferenza, perché poi scusami, quello è il problema. Concludo, perdonami, perché c'era un commento di Fablas e forse non ci sta nemmeno più sentendo. Adesso tutti moralisti. Allora, Fablas, io te lo dico chiaramente, insomma, probabilmente tu non ci hai mai seguito, è la prima volta che ci vedi, probabilmente non ci stai nemmeno più ascoltando. Io il moralista lo faccio sempre, ma non è che faccio il moralista, io guardo il calcio dal mio punto di vista. Cioè, per esempio, faccio un esempio velocissimo, e forse Andrea e Fernando mi possono capire, perché la partita ieri l'hanno vista. Ieri c'è stato un momento in cui Gutierrez è andato giù, forse sempre in un contrasto con Wesley o con Tsimikas, va bene, ma non mi ricordo, dove è stato sfiorato con la mano e è andato a terra mettendosi le mani in faccia. Io ieri Gutierrez l'ho bestemmiato in diretta perché mi ha dato fastidio, perché a me dà fastidio quando fanno queste cose. Come preferirei che anche nella situazione in cui Vergara è andato a terra e si è rotolato, preferirei che non lo facessero. Dove sta il problema? Il problema è che se non fanno queste cose non ottengono dei vantaggi, dato che il regolamento e gli arbitri e il calcio al moderno al momento
permette di ottenere dei vantaggi simulando delle cose, non è giusto che lo facciano, ma posso capire perché lo facciano. Questo è il discorso. Ma il discorso che mi venite a dire, fate tutti i moralisti, io il moralista lo faccio da sempre, perché bestemmio prima i miei. Quindi se bestemmio prima i miei, mi permetto di bestemmiare anche gli altri. Cioè, è proprio semplice. Vai, Fernan, scusa. No, allora, io quello che voglio dire io è che poi la gogna mediatica che comunque dice Marotta, fondamentalmente, io onestamente, allora, partiamo da un presupposto, io poi ho letto che comunque Bastoni, la moglie di Bastoni sono stati costretti a chiudere i social per i commenti, per le cose di morte che sono arrivate. Questo è un grandissimo problema dell'Italia, perché purtroppo siamo una massa di idioti tutti Idioti, italiani. razzisti, stupidi e chi io non lo faccio mai, ma mi metto anche io in mezzo perché sono italiano, anche io siamo una banda, un ammasso di idioti quando facciamo queste cose, perché la vita reale non c'entra niente col calcio, e appunto per questo dico anche che io ieri ho sentito parlare di valori, perché poi i bambini che guardano la partita, che valori gli stai insegnando? Ma quali bambini, valori e tutto cosa ha preso? Cioè, quella è una partita di pallone. Cioè, ripeto, per me quello che fa Bastoni è sbagliato dal punto di vista regolamentare e disciplinare della partita, ma a livello di giocatore non fa una cosa sbagliata, perché è da quando è nato il calcio che c'è un giocatore che prova ad avere un vantaggio. Il mondo del calcio ne è pieno di episodi del genere, tipo Quadrado. Berni, scusami, ma non sono d'accordo. Ma non perché, ecco, le parole di Trevisani, per esempio, no? Ok, fregare l'altro, comunque cercare di trarre vantaggio, questo va bene. Il problema, quando tu sbagli l'esempio, quando dai un cattivo esempio, ripeto, come ho detto prima, non è il problema della simulazione che porta al giallo, perché quello è un episodio, vieni condannato, tra virgolette, per un discorso antisportivo su quell'episodio perché hai tratto in inganno l'arbitro. Il problema è l'esultanza. Ma il problema è sbeffeggiare. Perché Bastoni non può esultare dell'espulsione di un giocatore avversario? Perché è antisportivo. È antisportivo. Allora, secondo me perché presa per il culo. Aspetta, esatto, diciamo forse più questo, nel senso che ci sono deve essere interpretata bene questa situazione. Per me ci sta, come hai detto tu, Fernando, esultare per aver ottenuto un vantaggio, ok? E per me è normale, come quando tu ottieni un rigore e quindi esulti perché hai ottenuto il rigore, no? Il concetto per me è uguale, sostanzialmente. E non capisco perché Maria Gatto sta scrivendo ladri, riferito a chi, non lo so, magari ce lo spiega. Intanto ragazzi poi recuperiamo anche i commenti. Secondo me lì sarebbe stato, cioè sarebbe stato più di buon senso evitare l'esultanza, perché comunque sai che hai ottenuto un vantaggio in maniera non proprio, diciamo, non proprio corretta. Ecco, quindi ti tieni il vantaggio, sei felice, come ha detto Vergara. Ok, torniamo a Vergara. Tra l'altro la gogna mediatica, questo per... Io qui volevo arrivare. Anche per rispondere al commento di Fabrizio Biasin, diciamo, ti tieni la gioia dentro in quel momento perché sai che magari e basta. Diciamo, secondo me è stato poco carino. Poi, per carità, io mi rendo conto, come hai detto tu, era felice perché ha ottenuto un vantaggio che sarebbe durato per tutta la partita. No, per me, ti ripeto, Bastoni non fa nulla di male, né allora, ha esagerato nella simulazione, poteva non fare la simulazione? Sì, siamo tutti quanti d'accordo. Ha simulato, l'arbitro c'è cascato, ha espulso Kalulu. Bastoni che ci azzecca. Cioè, Bastoni fa il suo lavoro, Bastoni simula per trarre un vantaggio, questo vantaggio gli è arrivato e lui esulta perché sa di giocare tutta la partita 11 contro 10. 1. 2. Il problema sta sempre nel fare chi figlia e chi figliastro, perché se Bastoni non viene attaccato, perché poi ieri giustamente, secondo il mio modo di vedere, si dice tipo Riccardo Trevisani che dice in questo gioco si va in campo per fregare l'avversario se ci riesce anche l'arbitro. Tra l'altro tipo Adani alla Domenica Sportiva ha fatto un esempio lampante che tutti quanti conosciamo, perché ha parlato di Diego. Adani, okay. Bellissime quindi, le parole di Adani. Quindi anche lì
il mondo del calcio ne è pieno di esempi di gente che simula o che comunque prova a fregare l'altro. Il problema dove sta? Il problema sta che l'arbitro è scarso, il problema sta che il regolamento permette di fare quello, e poi, ecco, a questo punto, a livello morale, dico, introduciamo anche la squalifica per chi simula. Ormai la partita tu non la puoi risolvere, però ad oggi si è visto che Bastoni ha simulato, giudice sportivo, 3 giornate di squalifica a chi simula, punto. Poi, se poi vogliono paragonare Vergara a Bastoni, per me quello di Vergara allora oggi diventa un rigore nettissimo, perché se quella è una simulazione e questa è allo stesso livello di Vergara, parliamo secondo me di 2 mondi diversi. Il problema dov'è? Che poi in televisione o i giornalisti Bastoni un po' ci fanno carezze, Vergara invece è stato etichettato come ladro, l'antisportivo, no? Quando poi Vergara fondamentalmente il calcio tra virgolette l'ha ricevuto. E mi inserisco a gamba tesa su questa cosa per rispondere a Fabrizio Biasin, così per modo di dire, perché figurati se ci sentirà, perché ultimamente mi sta veramente innervosendo continuamente con tutte queste dichiarazioni anti-Napoli. Pare che onestamente mi sembra che proprio ce l'abbia proprio col Napoli e con Conte, in maniera molto diretta. Anche perché lui oltre a questa dichiarazione ha detto anche la questione della gogna mediatica e tutto il resto. Allora, sono dichiarazioni poco oneste, perché comunque dopo che Vergara ha ottenuto quel rigore è stato massacrato anche sui social, è stato massacrato in tutte le dirette TV, è stato massacrato in lungo e in largo. Un ragazzo che tendenzialmente è uscito adesso ed è stato distrutto, quindi la gogna mediatica l'ha avuta benissimo e praticamente nessuno di noi ha chiesto le scuse in pubblico a Bastoni, ma comunque, tra virgolette, le avrebbero volute chiedere anche, cioè avrebbero voluto anche che Vergara chiedesse scusa pubblicamente per quello che aveva fatto. Quindi mi sembra anche poco onesto questa situazione. E ripeto, in realtà mi sono perso, ragazzi, vi dico la verità, perché non so, volevo arrivare a un punto e poi mi sono sembra bruciato. che mi sono incartato, ma monesco. Marina, no, ci hai rotto i coglioni. Cioè, io ne volevo uscire, poi stavo leggendo il commento a destra e mi sono comunque completamente incartato. No, vabbè, comunque ti salvo io dicendo che il problema è sempre che noi ci mettiamo troppa pressione. Allora, partiamo da un presupposto: tutti quelli che parlano in televisione, salvando qualcuno, sono amandri e scemo, perché io se devo sentir parlare Biasin o quell'altro tifoso della Juve o come si chiama quell'altro che faceva l'opinionista Sky Sport là, mi è venuto in mente comunque a quello che... Cioè, per me veramente, io ormai non le guardo proprio le trasmissioni sportive, perché ormai, a parte Trevisani e Adani, non mi piace nessuno di quelli che parlano. Però sta di fatto che si è crocifisso un ragazzo perché ha ricevuto il colpo, ma si è buttato a terra perché secondo loro doveva rimanere in piedi, mentre poi invece Bastoni, però cioè, che Bastoni non deve andare davanti alle televisioni a chiedere scusa per una simulazione assolutamente. È fatica. Scusami, perché mi sono ricordato a quello a cui volevo arrivare, ce l'ho fatta. La differenza per me dove sta? Ok, del motivo per cui nella loro testa Bastoni è stato anche attaccato di più. La differenza per me è lampante. Vergara 5 partite in Serie A, Bastoni 300. Cioè, giusto per capirci, l'importanza del giocatore Bastoni in questo momento, perché Bastoni è un difensore forte, è un difensore importante per l'Inter, che è la squadra più forte in Serie A in questo momento, è il difensore, uno dei difensori più importanti per la nazionale italiana. Per questo si crea tutto questo caso mediatico. Cioè io penso purtroppo che sia logico. È stato detto che nel novero nell'elite dei difensori italiani, quindi questo è l'esempio che dà, capito? Un Cannavaro, un Maldini, un Nesta, questa cosa qua. Sì, ma non ci sono più quei calciatori, cioè non ci sono più quei calciatori. Ci sono stati anni quei calciatori lì non ci sono, ma assolutamente. Però in questo momento qua Bastoni è un pilastro della nazionale italiana. Il pilastro della nazionale italiana in difesa ti fa un qualcosa del genere a livello mediatico e a livello mondiale. Che esempio dai?
Che Sì, però messaggio Andrea, porti? ti posso fare una domanda? Australia-Italia, mondiali del 2006, Grosso si guadagna un rigore con una simulazione madornale. Tu in quel momento che hai fatto? Hai esultato e hai detto: "Ah, guarda sta latrina, che simulazione che ha fatto, mo vinci la partita, andiamo a vincere un mondiale, però non sono affatto contento." Cioè, noi dobbiamo parlare, cioè, io non è che, perché poi a volte mi rendo conto da solo che sembra che io sia quasi filo interista. Non è vero, perché io schifo proprio, schifo Inter, Milan, Juve, Ecco, Roma, Lazio, e schifo a tutto quanto. Però cioè, Bastoni ha semplicemente fatto quello che un giocatore può fare, perché se tu lui si è lanciato a tipo che 4 butta fuori la discoteca, fuori il Gioia di Napoli, l'avessero preso e l'avessero lanciato nel cassonetto della spazzatura, e siamo tutti quanti d'accordo che è esagerato. Però ci sono stati gli anni di Quadrado, ci sono stati gli episodi di Salemakers, mettiamoci anche Vergara nel mezzo. ci possiamo mettere tutti quanti, Ma ci va possiamo bene mettere anche tutto, Zalaceta ma ci contro la puoi Juve mettere 15 Però anni fa. ci se puoi io sono mettere tifoso di tutti. una squadra e il giocatore mi fa vincere una partita, noi abbiamo vinto un europeo con Chiellini che ha strattonato Saka, no? Quello è un gesto antisportivo, perché tu, sportivamente parlando, il giocatore lo devi lasciare andare, se segna bravo lui. Ma a me che me ne fotto, cioè io ti tiro, ti butto a terra e io vinco l'europeo. Bastoni ha pensato semplicemente a fare gli interessi dell'Inter. Il problema è tutto Ma ti quello che ne viene ripeto, attorno. Ferni, ti ripeto, tralasciando il discorso protocollo, arbitri e quant'altro, io non parlo che Bastoni non abbia fatto bene o abbia fatto bene. A me quello che ha dato fastidio è l'esultanza in faccia ai giocatori della Juventus. A fa mucca, ve l'ha già fatta, capito? Ma lui si alza, esulta e poi si abbraccia con Akanji. Che da fa? Da Chiagnere, Andrì. No, aspetta, lui si alza, chiede il cartellino Eh, che tra parentesi da regolamento, perché poi il regolamento lo buttiamo sempre in mezzo, non puoi chiedere il cartellino e tu dovresti avere tu stesso il cartellino per l'averlo chiesto, tra parentesi, chiedi il cartellino, fai così, cosa non vera, vedi il rosso, ti giri, esulti e ti abbracci. Cioè è tutto un ha fatto tutto movimento, è quello che tutto un un altro qualcosa giocatore. che per me è Allora, antisportivo. però Punto. ha fatto quello che qualsiasi giocatore al mondo avrebbe fatto nella sua posizione. Perché Ma a infatti chiedere i non me la cartellini prendo con gialli, bastoni. Io me la prendo con una cultura del cazzo che abbiamo, ma che deve è essere, questo. deve finire. Perfetto, ok, allora su questo sono d'accordo con te, su questo dobbiamo migliorare, ma deve migliorare il sistema calcistico italiano, non perché Certo. poi lì ti va, tra virgolette, in quel posto, a noi no, perché io sono felicissimo della vittoria dell'Inter, ti dico la verità, perché per me meglio che vinceva l'Inter che la Juve, visto la nostra situazione, Ah quindi a sì, me la Juve me ne fotto proprio. Solo, Però solo un pazzo sperava nella vittoria della Juve per puntare allo scudetto, solo un ma a me pazzo. a prescindere, pure che era l'Inter al posto della Juve, mi fa piacere lo stesso che la Juve ha perso, cioè non è che... Però quello che voglio dire io è che purtroppo il problema dove sta? È che se tu vai a vedere l'azione in sé per sé, quello doveva essere un'espulsione al contrario, perché se tu dai simulazione a Bastoni viene buttato fuori e quindi la situazione si capovolge. E qui sono d'accordissimo con te che il sistema calcistico italiano deve cambiare la mentalità, perché noi molte volte guardiamo il calcio inglese come esempio, ma nel calcio inglese è difficile che succeda una cosa del genere. Però loro lì giocano in Inghilterra e infatti noi quando andiamo poi in un contesto europeo tipo Champions League, tipo Europa League, facciamo figure e merda, perché molte volte quello che in Italia ci fischierebbero in Europa non ci fischiano. Quindi sono d'accordissimo che tutto il sistema calcistico italiano deve migliorare. Però è come questo, anche vedi, è questo il problema. È questo il problema. Quando pure tu parli il fatto dei dietrologismi, Nedved, Quadrato e quant'altro, ragazzi, noi abbiamo una cultura
calcistica sbagliata. Pensiamo al momento, non pensiamo a quello che è successo prima. Anche noi stessi tifosi, anche noi tre, parliamo del 2018, no? Ok, parliamo del 2018, Pjanic, ne parliamo. Ma in questo momento, quando i tifosi juventini e i tifosi interisti buttano in mezzo Giuliano e Ronaldo, per esempio, oppure Quadrato, oppure Nedved, hanno buttato in mezzo ultimamente, per quanto, quando si è parlato del petardo Audero, della monetina lanciata addosso ad Alemao, cioè siamo stati insultati perché, dato che c'era stato questo episodio della monetina di Alemao, ragazzi, il 1980, vi prego, il 1980, il problema culturale nostro è quasi questo, cioè che il presidente dell'Inter, e per me è grave non perché è l'Inter, che per sia chiaro, per me è grave che è una figura presidenziale per giustificare un qualcosa, mo tralasciando bastone, ha fatto buono, non ha fatto buono, è il gioco, è il fregare, comunque è una condotta antisportiva. Per giustificare una condotta antisportiva tu devi dire ma il Napoli però ha vinto l'anno scorso con un fallo non dato su Bissek. È grave perché non si finisce mai, capito? Vabbè, ma il problema di questo, sai qual è in realtà? Il problema è che non ci sono giornalisti all'altezza e non ci sono giornalisti con i controcoglioni, perché se tu vai a vedere le solite domande che fanno pre e post partita gli allenatori e presidenti, sono di una demenza che è proprio, cioè, io ti dico la verità, io ormai seguo il Napoli perché sono malato e tifoso del Napoli, ma tutto il resto io non lo seguo nemmeno, perché ormai giornalisti, presidenti, perché ormai si va sempre alla ricerca della scusante. Ecco perché Kivu mi ha deluso tantissimo, perché come dicevate prima bene voi, poteva essere quel vento nuovo che poteva, tra virgolette, cambiare un po' le cose, ma si è dimostrato poi come tutti gli altri fondamentalmente. Anzi, forse l'unico che è stato, tra virgolette, serio è stato Fabregas. Quando gli hanno fatto la domanda sulla sostituzione di Ramon, ha detto sì, l'ho dovuto levare perché è un ragazzo che sta crescendo, è inesperto e ha rischiato di essere buttato fuori. Che, vedi, in un certo senso non ha detto l'arbitro è una latrina, però ha detto l'ho dovuto levare per non rimanere in 10. Quello che doveva fare Kivu è, con le parole pre-partita, con una domanda con una risposta del genere, Kivu per me era un signore. Marotta, che ci vuole dire Marotta? Cioè, ha anche ragione, tra virgolette, cioè nel senso il Napoli vince lo scudetto perché nel momento clou della stagione l'Inter frena. Io gli risponderei a Marotta che, come disse Antonio Conte qualche anno fa, l'arbitro è l'alibi del perdente, perché è vero, perché tu non ti devi appellare agli errori degli arbitri, però molte volte gli arbitri falsano, tra virgolette, falsano i campionati, perché poi vedi ci sarà allora sempre... che bisognerebbe rispondere che Napoli-Parma, che Parma-Napoli 94esimo, il rigore su Neres alla penultima giornata di campionato non viene data. No, ma tu gli devi semplicemente rispondere che se tu eri una... No, tu devi semplicemente rispondere che se tu sei una squadra forte, ok, tu non hai bisogno del rigore non fischiato per vincere la partita. Oppure se non vinci quella partita, ne devi vincere altre prima che tu non hai vinto. Infatti per me il problema è che queste dichiarazioni vengono da figure presidenziali che dovrebbero dare altri messaggi. Perché non c'è nessuno che poi lo sputa nell'altro occhio a Marotta, quello è il problema, perché lì in sede di Lega ci dovrebbe essere qualcuno, e non parlo di De Laurentiis, perché secondo me De Laurentiis non si abbassa nemmeno a livello di questi zappatori qua, perché De Laurentiis è un fior di imprenditore, ma io spero che prima o poi uno a un altro, tipo come successe Baldini con Ballardini, non mi ricordo chi erano i due, che quello gli diede il calcio nel culo durante i due allenatori. Di Carlo, una cosa che esatto. Io spero che un giorno qualcuno si svegli e dia una testata in bocca a qualcun altro,
che ora non sia De Laurentiis con Marotta o alla tantomeno... Gaucci, ti ricordi Gaucci e Matarrese? Esatto. Ma Perché infatti, prima o poi ha da succedere qualcosa, che se no non la finiremo mai. esattamente, la speranza è che prima o poi succeda qualcosa, anche perché, diciamo, giusto per dire anche la mia su questa dichiarazione in genere, più che altro, per me sono dichiarazioni gravissime perché vengono da, come avete detto voi, da un presidente di una società. Tutti quanti, tutti indistintamente in tutta Italia hanno sempre sfracassato le palle e ci hanno fatto due maroni così ogni volta che De Laurentiis dicesse semplicemente sostanzialmente, giusto per essere chiari. Per me sono dichiarazioni gravi, ma semplicemente perché innanzitutto vai a dire a un'altra società che non è stata la migliore nonostante comunque ha vinto il campionato, e in secondo luogo vai a sminuire te stesso, no? Come hai detto tu, Fernà, perché vuol dire che mi stai dicendo che tu non sei stato abbastanza forte da andare oltre, tra virgolette, anche qualche decisione a sfavore, che capita in tutto l'anno, no? Perché capita, e quindi ti stai anche un po' sminuendo. E ripeto, sono dichiarazioni gravi che non mi aspetto da un presidente di una società, mi aspetto magari da altra tipologia di gente, anche perché poi chiaramente la risposta più corretta è quella che ha dato Fernando, altre risposte potrebbero, cioè più che risposte, allora io che devo dire? Che quando l'Inter ha vinto il campionato 2 anni fa è perché tutte si sono suicidate, allora il Napoli, torniamo al campionato vinto da Spalletti, è perché allora tutte quante hanno visto che il Napoli andava forte, hanno smesso di lottare e quindi è per questo che il Napoli ha vinto il campionato, oppure perché quando il Milan ha vinto il campionato la stessa Inter, insomma, non è stata, cioè, capito, ma cazzo a Marice, nel senso, ma infatti è talmente folle parlare di più, queste capito? cose. Fernando, scusa. No, dico, ma infatti il problema, sai dove sta? È che per me l'Inter da qualche anno a questa parte è sulla carta la squadra più forte d'Italia, ok? Non mi ricordo in quale trasmissione o chi... Anche sul campo ormai, cioè nel senso sul campo. Sì, no, ma anche sul campo. E non mi ricordo dove nacque questa discussione, però mi ricordo che ci fu questa discussione dove uno disse l'Inter non è stata la più brava in questi anni. Del Piero Bergomi a Sky. Bravissimo. Quelle sono risposte che un giornalista deve dare, che purtroppo Del Piero non è giornalista, quindi non lo metteranno mai a fare quelle domande. O per fortuna degli altri non lo è, attenzione, o per fortuna degli altri. Per fortuna degli altri. Ma perché, capito? Perché quelle sono, perché tu Beppe Bergomi, no? Che tu sei tifoso sfegatate l'Inter, devi avere anche il coraggio di dire Del Piero ha ragione, perché negli ultimi 5 anni l'Inter è la più forte, ma non è stata la più brava, perché in questi 5 anni ha perso 3 scudetti. Semplice, perché? Quindi tu non hai perso lo scudetto per il rigore non dato in B, ma hai perso lo scudetto perché nell'arco della stagione sei stata meno brava. Punto. Assolutamente, ma è questo, andando in chiusura, per così dire, perché l'Inter è stata una squadra tendenzialmente è stata una squadra costruita per vincere o per arrivare a determinati risultati. Andrea sta leggendo risultati, mentre insomma altre squadre stanno cercando di arrivare a quel punto. Ciao Uscolo Man, sempre a lamentare, siete nati vittime. Va bene. Ragazzi, ma che cosa vi dobbiamo dire, veramente? Cosa vi dobbiamo dire? Cioè, nel senso, vince... veramente, è anche cioè, scocciante se anche leggermi. È anche superfluo rispondere, onestamente. Ma dai, ragazzi, vi prego. Faccio una risata e va bene così. Facciamoci una risata e va bene così. Sì. Io volevo chiudere dicendo, mi pare che era Kevin, insomma, un commento di un po' di tempo fa. Kevin, come si chiama? Cassetti. Kevin Cassetti. Vabbè, comunque diceva che Kevin Cassetti cercava una cosa verde, ma non la trovo, eccola qua. Che diceva che chiaramente adesso, perché è successo il caso Bastoni, si sta parlando, quando poi c'era la Juve che faceva sempre queste cose, poi là tutti muti. Allora, chiudo dicendo questa cosa. Ragazzi, lì all'epoca tutti muti un cazzo. Noi cacavamo il cazzo con questo fatto che la Juve riceveva aiuti, ma venivamo sempre chiamati complottisti. Poi c'è stato quel caos e la retrocessione in Serie B,
e vennero tutte le cose a galla. Però non potete dire che nessuno lo diceva. Noi lo dicevamo, è solo che all'epoca chiaramente siete complottisti, le solite persone. In realtà noi abbiamo, cioè, ci sono tante persone che hanno sempre parlato di determinate situazioni. Poi magari non stiamo parlando adesso, No, ma il non è problema... all'epoca, attenzione. No, ma a me la cosa che mi fa ridere, sai qual è? È che qualche anno fa i tifosi interisti, prima fondamentalmente di Calciopoli, perché è da lì, no, che è cresciuta un po' l'Inter in Italia, erano ancora più vittime di noi, perché loro spendevano soldi, cioè perché noi ne erano nessuno, ok. Loro spendevano soldi ma non vincevano mai, perché vinceva sempre o il Milan o la Juve. Poi dopo Calciopoli che si è scoperto che la Juve così. Però quello che vorrei rispondere anche a chi dice che noi siamo vittime, che la ruota gira, perché oggi possiamo essere noi le vittime, ma l'anno scorso lo sono stati loro, e anche lo stesso presidente è vittima, perché quando poi tu vai davanti alle telecamere e dici mo ho perso il cunetto perché Bistek, non stai facendo una vittima, cioè quindi è una ruota che gira, è normale, semplicemente piangere sarà vittima sempre. Esattamente, semplicemente quello che ha fatto Marotta è un piangere per una cosa anche passata, quindi sì, anche sì. Ma l'hanno sempre fatto, chiunque l'ha sempre fatto. L'unica differenza con noi, e parlo chiaramente del Napoli, è che semplicemente adesso noi siamo arrivati ad avere la possibilità di essere vittime dopo circa 33 anni, cioè capito? Esatto. Questa è l'unica differenza, nel senso che adesso ci stiamo provando a mettere al pari di determinate società per cercare di diventare definitivamente grandi. Questa è l'unica differenza ed è questo il motivo per cui noi diciamo che vi diamo fastidio, ma non diamo fastidio nel senso perché non siamo mai stati, diciamo, a quel livello, tra virgolette, per più tempo. Ci stiamo provando a mettere a quel livello. Io spero che ci mettiamo in modo che ci bestemmiamo e ci insultiamo tutti gli anni, perché vorrà dire che il Napoli sarà competitivo tutti gli anni, detto proprio chiaramente, lo dico proprio così.